Rossa senza patente, tutti i suoi 20 anni, di cui 6 trevigiani, schianto all'alba di oggi in via Equilio a Jesolo, 2 ventenni gravissimi ricoverati in codice rosso. Commesso dell'Intersport di Mestre, preso a morse e minacciato con coltello durante la tentata rapina, arrestato 22enne nordafricano, accompagnato in comunità protette i 2 minorenni che erano con lui. La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per i fratelli Ramponi accusati della strage di Casteldazzano, in cui sono morti 3 carabinieri e 26 persone sono rimaste ferite. Udienza preliminare il 17 settembre. Volo decollato da Roma a Fiumicino e diretto in Polonia, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Venezia a causa di un passeggero molesto in evidente stato di ebbrezza. Veneto sempre più povero, affondano i redditi ma aumentano le tasse. Quanto emerge dall'analisi della Will Veneto su 55.000 dichiarazioni 7/30/2025, redditi 2024 presso il CAF del sindacato. Turismo sociale e inclusivo, a Chioggia le spiagge dell'ULSS 3 rilanciano i progetti di inclusione sociale, più di 300 ore di attività per gli ospiti con disabilità. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. In primo piano dunque quanto accaduto all'alba a Jesolo, con uno schianto che ha visto coinvolta un'auto con a bordo 7 giovanissimi, tutti italiani e ventenni. L'autista era senza patente, 2 dei ragazzi sono gravissimi e ricoverati in ospedale in codice rosso. Mancavano pochi minuti alle prime luci dell'alba quando a Jesolo si è consumato l'ennesimo drammatico schianto stradale, quando una Lancia Y condotta da un ragazzo torinese senza patente e con a bordo altri 6 amici della provincia di Treviso, tutti tra i 19 e i 24 anni, si è schiantata contro un mezzo dei rifiuti Veritas impegnato nel consueto svuotamento dei cassonetti. Qui lungo via Equilio ancora visibili le estese tracce di sangue del violentissimo impatto. Un impatto devastante avvenuto a velocità sostenuta durante una manovra di sorpasso dell'auto che arrivava nello stesso senso di marcia e proprio mentre il mezzo dei rifiuti della Veritas era in funzione. L'urto è avvenuto nella parte posteriore del camion, dove si trova la pedana del raccoglitore, che fortunatamente era in cabina accanto all'autista e con lui anche il collega che di lì a poco sarebbe dovuto salire sulla citata pedana. Nello scontro ad avere la peggio è la parte anteriore dell'utilitaria, che si è letteralmente accartocciata sotto il pesante autocarro, trasformando l'abitacolo in una trappola di lamiere per i giovani occupanti. Sul posto, dopo i primi soccorsi prestati ai ragazzi dagli stessi operatori ecologici, accorsi immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento locale, muniti di cesoie e di varicatori idraulici, hanno lavorato a lungo per estrarre 2 dei ragazzi rimasti incastrati. I sanitari del 118, giunti con diverse ambulanze, e pure l'automedica, hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire i 2 feriti più gravi in ospedale, dove si trovano tuttora ricoverati in codice rosso con prognosi riservata. Praticamente illesi, a parte leggere ferite e contusioni giudicate lievi ma sotto shock, gli altri ragazzi e gli operatori ecologici, specie quello scampato per un dettaglio alla morte. Il tutto mentre, con l'arrivo dei carabinieri incaricati delle indagini, il ragazzo, che era la guida senza patente, si era allontanato per sfuggire ai controlli, anche se poi è stato rintracciato. Non è stato dunque possibile sottoporlo nell'immediatezza ad alcol test, ma i carabinieri lo sottoporranno al cosiddetto esame sintomatico. La tragedia sfiorata ha riacceso immediatamente la rabbia e la frustrazione dei residenti, stanchi di assistere a continui pericoli sotto le proprie finestre, dicono. Comunque qui guardi, non so se voi è da tanto che siete qua, ma corrono come veramente in un modo inverosimile proprio. Dovrebbero, secondo me, almeno d'estate mettere dei rallentatori, perché non è possibile. Minaccia con il coltello i dipendenti del supermercato, morde e colpisce con un pugno un commesso, poi scappa. Arrestato dalla polizia un 22enne di origine nordafricana che ha provato a rubare della merce dagli scaffali, con lui anche 2 minorenni.
Era entrato al supermercato Interspar di via Torino a Mestre insieme ad altri 2 amici minorenni, iniziando a rubare merce dagli scaffali. I dipendenti, accorgendosi che il 22enne di origine straniera stava nascondendo i prodotti, hanno provato a fermarlo. È stato lì che il giovane nordafricano ha estratto un coltello dalla tasca, puntandolo dritto verso i commessi, minacciandoli. Il 22enne ha così provato a fuggire con la refurtiva, bloccato dai dipendenti. Uno di loro è stato morso ad una mano e colpito con un pugno. I 3 si sono così guadagnati l'uscita. Nel frattempo però le forze dell'ordine erano già state allertate. Il personale del commissariato di via Carossa di Mestre, insieme ad alcuni colleghi della Digos che si trovavano poco distante, ha fermato e bloccato i 3 giovani, portandoli poi in questura per i dovuti accertamenti. Dai controlli è emerso che sul 22enne pendeva già una denuncia per rapina e porto di oggetti ad offendere, e per questo, dopo l'episodio di Mestre, è stato arrestato. I 2 minori che accompagnavano il 22enne sono stati invece accompagnati in 2 diverse comunità di accoglienza. La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per i fratelli Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi, accusati della strage per la morte di 3 carabinieri e il ferimento di altre 26 persone nell'esplosione avvenuta il 14 ottobre nel casolare di famiglia a Casteldazzano, nel Veronese, durante un'operazione di perquisizione. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre, prima che scada la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo gli inquirenti, i fratelli Ramponi avevano realizzato insieme un piano di difesa e contrattacco che era già stato preparato il 18 novembre 2024, quando i 3 indagati erano saliti sul tetto della casa minacciando di farla esplodere, satura di gas con un oggetto imbevuto di benzina. Il 14 ottobre persero la vita 3 carabinieri, il sottotenente Marco Piffari del 4° battaglione carabinieri Veneto di Mestre, il maresciallo Valerio Dapra e l'appuntato scelto Davide Bernardello dell'aliquota di primo intervento del nucleo radiomobile di Padova. Aperta un'inchiesta sulla morte del 46enne di Piazzola sul Brenta, morto in un incidente stradale 2 notti fa lungo il passante di Mestre. Si indaga per omicidio stradale per far chiarezza sulla dinamica dell'incidente costato la vita al liberato di vivo, il 46enne di origini campane ma residente a Piazzola sul Brenta, morto la notte tra martedì e mercoledì in uno schianto lungo il passante di Mestre in direzione Milano poco prima dell'uscita di Spinea. La Polizia Stradale di Venezia, dopo aver eseguito i rilievi, non esclude che possa essere coinvolto anche un terzo veicolo. L'auto del 46enne all'improvviso ha oltrepassato il limite della carreggiata, invadendo la piazzola dove era parcheggiato un camion e rimanendo incastrata. All'inizio si pensava ad un malore o ad una perdita improvvisa del controllo dell'auto, ma con il passare delle ore ed esaminando i segni sulla carrozzeria dell'auto non si esclude che la vettura di liberato di vivo sia stata tamponata da un altro mezzo e per questo sia uscito di strada. Al vaglio della Polizia Stradale le immagini delle videocamere dell'autostrada per cercare di risalire all'eventuale presenza di un terzo mezzo che non si sarebbe fermato e che avrebbe continuato la sua corsa. Liberato, conosciuto da tutti come Libero, viveva da anni a Piazzola sul Brenta insieme alla compagna che aiutava nella sua fioreria. Lascia anche una figlia avuta da una precedente relazione. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Incendio sui binari a Verona, treni deviati e cancellati, il rogo appiccato sembra da ignoti, la circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle 4:10 sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo. Immediato l'intervento dei tecnici di RFI assieme ai vigili del fuoco. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti. Anche alcuni treni regionali hanno subito modifiche al percorso con deviazioni via Nogara, Monselice e Isola della Scala. Per limitare i disagi ai viaggiatori è stato inoltre attivato un servizio sostitutivo con corse autobus, circolazione che è rimasta rallentata per l'intero pomeriggio. Gli agenti della Polizia di Frontiera, saliti a bordo dell'aereo appena atterrato al Marco Polo di Tessera, si sono trovati davanti ad un passeggero in evidente stato di alterazione, tanto da doverlo farlo sbarcare insieme alla compagna che ha scelto di interrompere il viaggio. Il velivolo, partito da Roma e diretto in Polonia, era stato dirottato su Venezia dopo che l'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe tenuto un comportamento aggressivo e molesto nei confronti di passeggeri ed equipaggio, nonostante il richiamo del comandante. Accompagnato negli uffici della
della polizia, è stato sanzionato per manifesto ubriachezza e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Al termine delle operazioni il volo è ripartito in sicurezza. Maxi sequestro della Guardia Costiera di Venezia nel Veronese, oltre 3 tonnellate di prodotti ittici scaduti o privi di tracciabilità. I controlli hanno interessato un grossista e un ristoratore etnico della Bassa Veronese con sanzioni per circa 21.000 euro. Oltre 3 tonnellate di prodotti ittici sequestrati dalla Guardia Costiera di Venezia nel corso di un'operazione condotta nella provincia di Verona. Il bilancio è di 3.342 kg di pesce sequestrato, 4 sanzioni amministrative per un totale di circa 21.000 euro e 3 ispezioni. L'attività ha preso il via da un grossista della Bassa Veronese che riforniva ristoranti, punti vendita e sagre del territorio. I controlli svolti con il supporto dei veterinari dell'ULSS 9 Scaligera hanno portato alla scoperta di oltre 3 tonnellate di pesce scaduto, in alcuni casi con termini di conservazione superati addirittura dal 2020, oppure privo delle etichette necessarie per garantirne la tracciabilità. Tra i prodotti sequestrati configurano branzini, orate, rombi, merluzzi, tonni, pesce spada, seppie, calamari e lucci destinati anche alle sagre locali. Durante gli accertamenti sono inoltre emerse irregolarità nello smaltimento degli oli esausti e dei grassi animali. I controlli sono poi proseguiti in un ristorante etnico della Bassa Veronese, dove sono stati sequestrati altri 300 kg di prodotti ittici pronti al consumo ma privi delle informazioni obbligatorie sulla provenienza e conservazione. L'operazione rientra nell'attività della Guardia Costiera per garantirne la sicurezza alimentare. Aveva messo a punto un centro di ricettazione di merce rubata in casa mentre era ai domiciliari. È stato arrestato dagli agenti della Questura di Venezia un uomo residente a Mestre che si trovava agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per un precedente episodio di resistenza pubblico ufficiale. Gli agenti hanno scoperto la rete messa in piedi dall'uomo semplicemente entrando in casa sua per un controllo. L'uomo avrebbe opposto resistenza con calci e pugni. All'interno dell'immobile sono stati rinvenuti oltre 70 articoli di varia natura, tra cui generi alimentari, telefoni cellulari, orologi, valigie, tra chitarre, capi d'abbigliamento e borse di marca ancora provviste di cartellino, oltre 1.000 euro in contanti. Continua l'ondata di calore in Veneto. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso oggi un nuovo bollettino. Per domani è confermata la fase operativa di attenzione, allerta gialla. È previsto disagio intenso su tutto il territorio regionale. Non è escluso qualche rovescio temporale di calore in montagna, ma con probabilità piuttosto contenuta di fenomeni localmente intensi. Per i prossimi giorni è poi possibile un peggioramento delle condizioni meteo in riferimento all'allertamento per fenomeni di instabilità, specie sulle zone montane, ma localmente anche sulla pianura interna, soprattutto sabato. IRPEF, il Veneto è sempre più povero, affondano i redditi ma aumentano le tasse. È l'analisi della UIL del Veneto. Redditi in picchiata e fisco pesante, questa è la sintesi dell'analisi IRPEF della UIL Veneto sui modelli 730-2025 riferita ai redditi 2024 e su un campione delle 55.000 persone che si sono recate agli sportelli del sindacato in questione. La fotografia è impietosa. Noi abbiamo un dato completo del Veneto dove il reddito medio è appena superiore ai 25.500 euro. Ma rispetto all'anno precedente la sorpresa è stata che il reddito dei veneti è diminuito di 221 euro. E la tassazione ci risulta aumentata di 41 euro. L'impatto della crisi industriale e dell'inflazione, segnata da un più 1,7% in Veneto, varia profondamente da provincia a provincia. A Vicenza, la maglia nera d'Italia, il combinato disposto tra il crollo del reddito e il balzo delle tasse lascia i lavoratori vicentini con un saldo negativo record di 876 euro in meno in tasca. A Belluno i contribuenti, tra la perdita salariale e il fisco, registrano una perdita netta di 628 euro. Il Polesine si conferma l'area con i salari medi più bassi del Veneto, con 23.197 euro di reddito anno 2025, ovvero meno 223 euro rispetto al 2024, e un'IRPEF lorda media di più 56,50 euro rispetto al 2024.
I lavoratori padovani invece vedono svanire in media 123 euro del proprio bilancio annuale. Venezia, con un saldo totale di meno 40 euro, è il capoluogo a forte trazione turistica e di servizi che da una parte limita i danni sul fronte dei redditi, ma dall'altra subisce il peso delle dinamiche fiscali. Infine Verona con più 37 euro e Treviso con più 28 euro sono le uniche due province che riescono a mostrare un segno più sul fronte delle entrate, sebbene in misura piccolissima. Dunque bisogna fare un'analisi su cosa è capitato. Il reddito è diminuito perché? È diminuito perché ci sono probabilmente meno ore di lavoro, c'è più cassa integrazione e ci sono meno straordinari. Come mai l'IRPEF è pagata di più? Perché sono finite le defiscalizzazioni, le possibilità di togliere dall'IRPEF che si paga le agevolazioni che ci sono. Questo però fa una fotografia di un Veneto che diventa sempre più povero, una situazione che noi abbiamo sempre denunciato da sempre e che non è più tollerabile. Emergenza allagamenti, dal Comune 9 milioni di euro per individuare e migliorare le criticità a Mestre. L'incontro con tecnici e dirigenti a Cafarsetti, soddisfazione del sindaco Venturini che dice sarà un lavoro lungo e complesso ma necessario per far fronte al cambiamento climatico. Il cambiamento climatico ci impone di ragionare sempre di più su questi temi e riconfigurare la città alla luce di quanto sta avvenendo. Bombe d'acqua, acquazzoni sempre più potenti obbligano le amministrazioni locali a ripensare anche la rete idrica e togliere le strozzature. Quello che stiamo facendo sarà un lavoro lungo, costoso, ma abbiamo iniziato. Non farsi sorprendere dalle bombe d'acqua, migliorare la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e intervenire nelle aree storicamente più esposte agli allagamenti in terraferma. Per farlo il Comune di Venezia investirà 9 milioni di euro stanziati attraverso l'ultima variazione di bilancio, risorse che serviranno a sostenere un programma di lungo periodo per affrontare le criticità strutturali della rete. Interverremo su Marghera, area di Mameli, via della Fonte e via Carrara e via Ferrara, interverremo su Camiliani, su Villabona e Catene. Importanti interventi anche nella Bissuola, puntualmente nell'area di via Casona e vie limitrofe, Gazzera e Asseggiano, zone che negli ultimi anni hanno dato significativi problemi legati al appunto smaltimento delle acque così concentrate. Un percorso complesso su cui gli uffici comunali e di Veritas stanno lavorando per redigere un piano preciso della situazione della rete fognaria e idraulica cittadina, individuando così una scala delle priorità e una programmazione precisa degli interventi da attuare. Nella riunione tenuta a Cafarsetti si è fatto il punto anche sulla nuova vasca di accumulo della Bissuola, i cui lavori sono ormai in fase avanzata. La cisterna del Bissuola è quasi conclusa, la vasca della Bissuola sarà in funzione già in autunno e consentirà di dare un'importante risposta a tutto il quartiere della Bissuola, ma anche non mandare in sofferenza altre parti di città come Corso del Popolo o Mestre Centro. Turismo sociale e inclusivo. A Chioggia le spiagge dell'ULSS 3 rilanciano i progetti di inclusione sociale, più di 300 ore di attività per gli ospiti disabili. La nostra regione è così ricca sia di luoghi ovviamente meravigliosi, ma anche di realtà associative così importanti e di imprenditori che sono messi a disposizione, ha fatto sì che anno dopo anno questa manifestazione crescesse, i ragazzi inseriti fossero sempre di più, le aziende aderenti anche in questo caso sono aumentate, ma soprattutto abbiamo creato delle opportunità anche lavorative, abbiamo migliorato i servizi e l'inclusività a partire proprio da queste spiagge che sono state le prime ad aderire al progetto in maniera convinta. 10 anni di turismo senza barriere. A Chioggia il progetto Turismo Sociale e Inclusivo taglia un traguardo importante e conferma il ruolo delle spiagge di Sottomarina come punto di riferimento regionale per l'accessibilità e l'inclusione. Il bilancio dei primi 10 anni è stato presentato sulla spiaggia, occasione anche per inaugurare l'edizione 2026 insieme ai ragazzi protagonisti delle attività e alle imprese che hanno sostenuto i percorsi di inclusione lavorativa. Un insieme di iniziative tendenti a favorire l'accessibilità da parte dei turisti sia italiani che stranieri, e quindi soprattutto quello che a noi interessa è che la persona con disabilità possa vivere appieno una vacanza veramente inclusiva e utile
usufruire di tutti i servizi che gli stabilimenti balneari mettono a disposizione. Ogni anno abbiamo cercato, su indicazione della Regione Veneto, di aggiungere novità in modo da rendere sia l'aspetto della vacanza inclusiva per il turista che viene a frequentare le spiagge del litorale veneto, sia per le persone con disabilità che vengono prese in carico dai nostri servizi o inserimenti lavorativi. Nato per rendere gli arenili più accessibili alle persone con disabilità, oggi il progetto registra oltre 1000 presenze ogni estate e propone più di 300 ore di iniziative, trasporto, laboratori, arte accessibile e momenti ricreativi. Ma in questi anni il progetto è andato anche ben oltre l'accessibilità delle spiagge, sviluppati percorsi di pet therapy, iniziative culturali e opportunità per favorire l'autonomia personale. Una cinquantina di giovani ha svolto infatti tirocini nelle aziende del territorio e una di queste esperienze si è trasformata anche in un contratto di lavoro. Grande spirito di squadra, collaborazione e trasmettere quanto valore veramente ci trasmettono le persone fragili. Per noi questo è diventato veramente un must, una kermesse di attività per loro, proprio nessuno escluso. Tra le novità introdotte c'è anche la barriera d'argento, il riconoscimento assegnato agli stabilimenti che rispettano precisi standard di accessibilità e inclusione, contribuendo a rendere il litorale sempre più accogliente. Con questa iniziativa chiudiamo la nostra edizione del telegiornale, è davvero tutto, ora sigla e previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.